Lo aveva annunciato ai nostri microfoni venerdì scorso e oggi si è ufficialmente passati dalle parole ai fatti. Stiamo parlando dell'assessore comunale al verde pubblico di Favara Giuseppe Milioti e dell'iniziativa Adotta un'aiuola. L'assessore aveva denunciato attraverso le nostre telecamere la situazione di stallo burocratico che bloccava l'avvio dei lavori del progetto. Assumendosene in pieno tutte le responsabilità del caso, Milioti aveva promesso di autorizzare personalmente i commercianti che avevano presentato istanza di adozione di un'aiuola a iniziare i lavori. Impegno mantenuto. Da questa mattina, infatti, sono partiti i lavori nelle aiuole spartitraffico di due ingressi cittadini, ovvero in quelle di Via Regione Siciliana e di Contrada Burgialamone e nella piazza Itria. A breve, ci ha assicurato lo stesso assessore Milioti, autorizzerò altri commercianti. Ricordiamo che a fare richiesta al comune per adottare un'aiuola erano stati circa 40 commercianti. Obbligo di chi adotta un'aiuola è curarla in ogni suo aspetto in osservanza di un preciso regolamento. L'assessore Giuseppe Milioti è stato di parola. Lo è stato anche per quanto riguarda la pulizia dell'area limitrofa al bevaio di Contrada Burgialamone. Venerdì scorso ai piedi della fonte spadroneggiavano rifiuti e sporcizia. Questa mattina invece operai in azione ed ecco come si presenta oggi il bevaio.